Come ogni estate si iniziano a registrare i primi casi di virus trasmessi da zanzare e papataci. Nei Colli Ugani, zona dove da un paio di anni è considerato endemico il Toscana virus, si è registrata la prima infezione con una 65enne colpita da meningite dopo essere stata punta da un papataccio. La donna, ricoverata in terapia intensiva all'ospedale di Schiavonia, è già in fase di miglioramento. L'ufficio di prevenzione dell'USL 6 rassicura sugli effetti del virus. Le manifestazioni neurologiche restano ancora casi rari. È un virus che per fortuna nella stragrande maggioranza dei casi dà forme totalmente asintomatiche, meno frequenti sono le forme sintomatiche, normalmente febbrili. Può capitare in casi veramente eccezionali, direi, che ci siano delle meningoencefaliti, quindi è una cosa abbastanza rara. Capita di solito in persone che sono over 65 con comorbidità come per esempio cerebrovasculopatie, esempio l'ictus. A Padova l'anno scorso si sono verificati 3 casi di infezione da Toscana virus. Nel 2022 i casi erano stati 4, tutti concentrati nell'area collinare, ambiente ideale per la proliferazione dei papataci. Non è un grande volatore, per questo motivo i normali interventi sistematici che vengono fatti per quanto riguarda la disinfestazione delle zanzare non sono efficaci. Cosa consigliamo alla popolazione? Innanzitutto di proteggersi adottando delle misure di prevenzione e protezione individuali, come ad esempio l'utilizzo dei repellenti, l'utilizzo di abiti chiari quando si esce all'aperto e quello di installare delle zanzariere nelle proprie abitazioni. In generale, invece, in Italia si registra anche un aumento di casi di febbre dengue trasmessa dalla zanzara tigre. Si tratta di persone di rientro da viaggi in posti esotici. Ecco allora i consigli. Sicuramente raccomandiamo a chi fa viaggi in zone tropicali, subtropicali o in generale endemiche per dengue di usare in modo molto scrupoloso i repellenti cutanei per indumenti, soprattutto alla sera, e utilizzare abiti chiari coprenti in modo da evitare che gambe, polpacci, insomma caviglie e piedi, che sono le zone che preferiscono le zanzare, vengano colpite. Un'altra cosa importante è quindi utilizzare repellenti sia quando si viaggia, ma direi anche quando si rientra. Il mio personale consiglio è quando si rientra per almeno una settimana continuare a usarli. In questo caso non è un gesto egoistico ma altruistico, perché se io ho preso la dengue in forma non sintomatica, quindi asintomatica, potrei essere punto da una zanzara tigre, infettarla e passarla magari a mia madre o comunque a un vicino. Tenendo un repellente per 7 giorni, che è il periodo di viremia e quindi contagiosità, io proteggo le persone che mi sono attorno. L'USL 6, come fatto in passato, se ci fossero casi di dengue, è subito pronta con le disinfestazioni.